Assunzioni facili al 118 in Sicilia. 17 politici siciliani sono stati condannati in secondo grado dalla Corte dei Conti a pagare un danno erariale per un totale di 600.000 euro. Spiccioli se si pensa che la procura ne contestava 37 milioni di euro e che in appello si parlava di 12 milioni. 3.640.000 euro in meno, quindi, rispetto a quanto contestato dalla procura. I politici praticamente dovranno pagare poco più di 35.000 euro a testa. I condannati sono Totò Cuffaro, Antonio D'Aquino, Francesco Scoma, Francesco Cascio, Mario Parlavecchio, Giovanni Pistorio, Santi Formica, Nino Dina, Giuseppe Basile, David Costa, Giuseppe Arcidiacono, Giancarlo Confalone, Angelo Moschetto, Fabio Granata, Carmelo Lomonte, Michele Cimino e Innocenzo Leontini. In pratica, con il voto del 2005, tutta la giunta Cuffaro e i membri della Commissione Sanità assunsero 512 nuovi autisti soccorritori. Assunzioni ritenute dai giudici non conformi al reale bisogno di migliorare il servizio in Sicilia, bensì a logiche clientelari e pressioni lobbistiche.